ragazzi, benvenuti in questo video dove vi farò vedere Preloader. Allora lo scaricate, questo va installato quando modificate la Wii, avete appena modificato la Wii, quindi vi uscirà una schermata così, premete più, ecco, vi installa tutto. Una volta fatto premete reset e più reset e power insieme, vedete, esce questo qui, oppure potete premere reset. Una volta uscito questo qui andiamo giù su system menu H, dovete avere in pratica tutti questi qui, enable, giù enable, poi giù enable, qua disabilità, enable. Allora questo qui praticamente è se a voi non vi funziona Wii Flow o altro, perché funziona con iOS 249 alcuni giochi e alcune applicazioni. Voi dovete installare l'iOS 249 e poi col preloader lo aprite, ok, poi andate giù, disabilità, enable, poi fate save setting. Una volta che l'ha salvato possiamo premere B e andiamo indietro, ok, basta così. In setting questo qui lo lasciate come sta, black, ok, e ci vediamo ai prossimi video. Nel mio forum c'è la spiegazione completa all'HD se non capite bene il video, ok? Ciao, arrivederci.